A tutti voi ben trovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Ieri sera a Udine si è parlato in chiave locale del nuovo Bauhaus europeo, un progetto che è stato lanciato dalla Presidente della Commissione von der Leyen, della Commissione europea von der Leyen, che riguarda il ripensamento, la riqualificazione degli spazi cittadini in Europa all'insegna dell'estetica, della bellezza, ma anche della sostenibilità dal punto di vista energetico ed ambientale. Se ne è discusso ieri sera a Udine, dove si è parlato anche del progetto di riqualificazione dell'ex Dormish in città. Progetto è stato sottolineato che si cala perfettamente nella filosofia del nuovo Bauhaus europeo. Vediamo. Il progetto di recupero dell'area ex Dormish, che ripensa e recupera uno spazio nel cuore di Udine, incarna i tre valori del nuovo Bauhaus europeo: estetica, sostenibilità ed inclusività. Lo ha detto Matteo Mazzolini, direttore di APE, l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'evento organizzato a Udine per discutere dell'applicazione in chiave locale del movimento creativo ed interdisciplinare lanciato dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen per ripensare spazi e città, unendo buon design e sostenibilità. Il nuovo Bauhaus europeo è un'occasione per fornire dei pilastri culturali a quello che è il New Green Deal, questo enorme processo di trasformazione verde dell'Unione Europea verso un futuro più sostenibile, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse che della sostenibilità energetica. Abbiamo colto l'occasione proprio qui a Udine, sia perché abbiamo un partenariato costante con l'amministrazione, ma soprattutto perché abbiamo individuato un bel progetto, la riqualificazione dell'area Dormish, che secondo noi incarna quelli che sono i tre valori professati dal nuovo Bauhaus europeo, quindi l'estetica, la bellezza, la sostenibilità nel suo senso più ampio e l'inclusività, quindi la coprogettazione e la partecipazione della comunità. Il fatto che la riqualificazione porterà alla costruzione di un istituto di formazione va proprio nella direzione anche del Bauhaus originario, quindi questo ci rallegra molto e l'intenzione dell'Agenzia è di proporre questo progetto insieme al gruppo Danieli per il Bauhaus Prize del prossimo anno. Il tema di questa serata è interessantissimo perché contiene una serie di principi che il progetto ha sempre adottato fin dall'inizio, cercando di recuperare un'area critica, abbandonata da un trentennio, la cui storia è complessissima e anche molto tormentata, quindi è un progetto di rigenerazione urbana a tutti gli effetti, anche perché le funzioni che si insediano in questi spazi sono funzioni legate appunto alla crescita e alla formazione, quindi una scuola di alta formazione che però combina la sua esistenza con spazi dedicati al pubblico, quindi c'è questa commistione che crea nuove relazioni di prossimità, un termine che viene molto utilizzata nell'urbanistica strategica di oggi, per cui siamo convinti che un programma così complesso insieme alla città possa generare nuove opportunità appunto di crescita culturale. Un legame quindi anche con la scuola Bauhaus, insomma originaria se vogliamo, trasformata in una nuova Bauhaus. Assolutamente, è una scuola tecnica dove gli studenti costruiscono le cose. Io peraltro insegno design del prodotto, quindi queste cose le sperimentiamo quotidianamente all'UIA di Venezia. Certo, è una scuola tecnica nella quale le cose si costruiscono ed è una scuola che si espone alla città. Il progetto infatti si conclude sulla punta nord con un'enorme vetrina che inquadra i laboratori dove gli studenti con le tecnologie più avanzate di robotica, automazione e stampa 3D costruiscono i loro sogni, i loro progetti. E a proposito di sostenibilità energetica, in vista delle imminenti festività, le amministrazioni comunali si sono interrogate sull'opportunità o meno di accendere le luminarie lungo le strade di città e paesi. Qualcuno è andato avanti, qualcuno ha rinunciato e poi c'è chi si è messo a riflettere su soluzioni alternative. E allora adesso con Daniele Paroni andiamo a Carpacco di Dignano,
in particolare nella sede degli Alpini, dove sono in fase di realizzazione delle particolari luminarie che tengono appunto conto del caro energia. Sono le stesse Penne Nere a realizzarle assieme ad altri volontari con il supporto del comune e anche di privati. Verranno poi consegnate queste particolari luminarie ai cittadini. Andiamo a vedere. Siamo nella sede del gruppo Alpini di Carpaco. Qui si sta facendo qualcosa di eccezionale. L'input è arrivato da una cittadina che ha subito segnalato l'idea al comune e di fatto qui si stanno realizzando delle sagome per celebrare il Natale da una parte e risparmiare energia elettrica dall'altra. Luigi Toller, vice sindaco di Dignano. Qui a Carpaco sta succedendo qualcosa di unico. Sì, dico la verità, non solo a Carpaco ma anche in tutto il comune, Vidulis, Dignano e Bonzicco. Cioè abbiamo pensato a questa iniziativa in questo momento di bollette elevate, dove noi come comune abbiamo dovuto correre al riparo e quindi la notte dobbiamo chiudere, spegnere le luci dell'illuminazione pubblica. Questo non è sicuramente una bella cosa per la gente, per cui dovevamo adesso anche mettere le luminarie solite di ogni anno, ma visto che l'illuminazione pubblica non c'è, quindi anche queste che sono collegate appunto all'illuminazione pubblica, abbiamo dovuto, quindi ci troveremo la notte senza anche le luminarie, per cui abbiamo pensato di fare una cosa che è anche molto piacevole e così anche su proposta di Morta Rita, qua che è una mia coetanea, che è del paese, di fare delle luci, no, che siano accese tutta la notte e senza consumare energia elettrica, cioè che funzionano a batteria, per cui con una minima spesa abbiamo acquistato diciamo tutte queste fili illuminati con LED e poi il lavoro con la collaborazione praticamente degli alpini di Dignano, di Vidulis e di Dignano e di Carpaco abbiamo creato questo lavoro col fili di ferro. Cioè abbiamo creato delle sagome, quindi sagome che fanno una stella, un albero di Natale e un cuore, no? E quindi abbiamo, come ho già ripreso prima, con le sagome inventate, fra l'altro le sagome da Guglielmo Dodorico che è un inventore, e poi ci è voluta tanta manodopera, quindi le tre associazioni, gli alpini, hanno dato una mano, oltre a aver coinvolto anche altra gente del paese, a fare questa piegatura e a creare queste ghirlande illuminate. Il lavoro è stato un lavoro immane, perché però ho visto tanta partecipazione, diciamo che lavorano anche la notte spesso. Quindi voglio ringraziare, non posso dimenticarlo, appunto gli alpini, i Quattro Paesi, che è un'associazione che rappresenta le 4 Proloco, e tutta la gente che ha dato una mano a questa iniziativa. Grazie. Luigi, dobbiamo dire che ogni famiglia del comune di Dignano avrà queste sagome illuminate. Quanto sono costate e chi copre questo costo? Allora, le sagome, in fin dei conti, sono costate di materiale circa 6.000 euro. Per 900, diciamo, si parla di un costo di 6 euro, il resto è tutta manodopera. Cioè tutta manodopera che è gratuita, che da chi? Dai volontari. Quindi il costo è coperto da chi? È coperto da una parte il comune, con risparmi a non mettere le illuminazioni, da quindi comune, i Quattro Paesi, e poi ci sono dei privati e delle aziende che hanno praticamente partecipato alla spesa e parteciperanno fino a che andremo a coprire la spesa totalmente. Oliver Orlando, capogruppo degli Alpini di Carpaco, è vero che quando agli alpini si chiede una mano questi non dicono mai di no? Sì, infatti anche questa volta ci siamo messi subito all'opera sulla richiesta di poter dare una mano per questa bella idea, insomma, di poter fare qualcosa per i nostri concittadini, e noi per il volontariato sai benissimo che tu che siamo sempre presenti. Ed ora una pausa per la pubblicità, a tra poco.
Di nuovo insieme con A Voi la Linea. Andiamo a Udine per parlare della nuova iniziativa che porta la firma del Comitato di San Floriano, che ormai da anni organizza la mostra internazionale a Illeggio e che torna a Udine in Casa Cavazzini con una nuova esposizione dal titolo Insieme, che prenderà il via il 18 febbraio. Si prevedono numeri importanti, come è stato spiegato questa mattina nel capoluogo friulano in occasione della presentazione di questa nuova iniziativa. C'era per noi Francesca Spangaro. Don Alessio Geretti, Insieme è il titolo della nuova mostra a partire dal prossimo 18 febbraio. Sotto questo titolo che cosa si racchiude? Si racchiude un percorso di 60 capolavori, 10 in più della grande mostra dello scorso anno, che a Casa Cavazzini giungeranno da 8 diversi paesi d'Europa. Sono firmati da artisti tutti da scoprire, di grandissima eleganza, ma magari non conosciuti in alcuni casi, e da artisti tra i più importanti della storia dell'arte dell'8 e del Novecento in altri casi. Potrei già, ricordando qualche nome, dare la percezione emozionante di un viaggio nella bellezza. I preraffaelliti dell'Inghilterra vittoriana con John Everett Millais, uno dei più bei quadri che lui abbia mai dipinto, sarà qui a Casa Cavazzini. Gli espressionismo con Franz von Stuck, potremmo pensare alla stagione del divisionismo con Emilio Longoni o Previati, potremmo pensare poi all'arte astratta con Vassili Kandinsky, a quella più socialmente impegnata come quella di Renato Guttuso, alle stranezze, alle audace di Michelangelo Pistoletto, alla solitudine toccante di Gianfranco Ferroni e alle visioni trasognate di Salvador Dalì, che dalla sua casa di Figueres sarà in qualche modo nella mostra di Udine con una delle sue opere più interessanti e avvincenti, riconoscibilissimo perché c'è anche il suo volto dentro quell'opera. Il tema di fondo è il mondo delle nostre relazioni, il mondo incantevole e impegnativo delle relazioni con chi abbiamo accanto, con chi è lontano, con chi si sente lontano, il mondo fatto di solitudini e di incontri, di comunioni e di incomprensioni, che sono però l'anima, il bello della nostra vita, in una società che spesso condanna alle solitudini e moltiplica le distanze e le contrapposizioni fino alla guerra. È utile che ragioniamo su come si riesce a vivere insieme. Un grande evento, un'altra sfida vinta. Ecco, noi siamo stati qui insediati 4 anni fa, insomma 4 anni e mezzo fa, e il sindaco aveva nel programma questa proposta delle grandi mostre. Abbiamo sistemato Casa Cavazzini, abbiamo realizzato una grande mostra che poi si è conclusa nell'aprile scorso. Adesso siamo già pronti a farne un'altra. Questo per dire che grazie alla collaborazione del Comitato di San Floriano, grazie all'aiuto degli sponsor, ma io posso dire anche grazie a tutto il personale dei civici musei, a tutto il personale dell'amministrazione, portiamo avanti questa nuova proposta che sta pian pianino trasformando la percezione stessa che gli udinesi hanno della propria città e anche che si ha dall'esterno. Basta pensare al numero incredibile di visitatori che abbiamo avuto e anche l'incremento, come poi dirò, dei visitatori che c'è stato in città nei mesi successivi. Quindi Udine sta diventando un luogo attrattivo anche per l'arte e per le proposte artistiche. Io come assessore della cultura non posso essere che felice e ringraziare tutti. Questa è una grandissima soddisfazione per l'amministrazione comunale di Udine presentare oggi qua in Sala Iace la seconda edizione della grande mostra di Casa Cavazzini, l'evento più importante in assoluto per la nostra amministrazione, sia dal punto di vista del richiamo turistico oltre che culturale, proprio per la presenza di tanti importanti artisti, tutti i più grandi artisti di fine 800 e metà 900, ma soprattutto per le positive ricadute economiche che sono già state per la prima edizione. Ricordo che abbiamo sfiorato i 60.000 visitatori e adesso in un periodo di maggiore serenità dal punto di vista dell'emergenza Covid noi puntiamo almeno a 80-100.000 persone, ma soprattutto di dare che ci sia un riscontro positivo, come dicevo, per l'attività commerciale, l'attività artigianale, l'attività di servizi della nostra città e per dare una visibilità internazionale alla città di Udine dal Friuli. Queste erano appunto le novità
che riguardano la nuova mostra che sarà ospitata a Casa Cavazzini. Adesso ci occupiamo del progetto di riqualificazione di Villa de Claricini Don Pacher a Bottenicco di Moimacco, un investimento di 5 milioni di euro, 2 dei quali arrivano attraverso i fondi del PNRR. Un progetto che è stato illustrato questa mattina proprio all'interno del complesso. C'era per noi Alberto Comisso. Buongiorno da Bottenicco di Moimacco. Si è appena conclusa la conferenza di presentazione dell'ambizioso progetto di valorizzazione e soprattutto anche di rinascita di Villa de Claricini Don Pacher. È un progetto ambizioso, 5 milioni di euro l'investimento previsto, 2 dei quali già finanziati dal fondo PNRR. Ma per entrare nel dettaglio e per capire un qualcosa di più, saluto e ringrazio il presidente della fondazione Oldino Cernone, presidente della Fondazione De Claricini. Presidente, entriamo proprio all'interno del progetto. Che cosa prevede? Soprattutto un appuntamento importante, 2025, il connubio culturale tra Gorizia e Nuova Gorizia. E qual è la migliore occasione per attrarre i turisti fino a Moimacco? Certo, grazie per la vostra presenza anche a questo incontro. Ma noi abbiamo già presentato nel 2019 un piano di fattibilità sul recupero di questo complesso monumentale. Però siamo arrivati oggi ad avere altri elementi importantissimi a supporto delle nostre idee, quello di lavorare con il PNRR. E noi abbiamo presentato questa nostra proposta al Ministero della Cultura e attraverso ovviamente lo studio di fattibilità, il supporto della Sinlog, della Fondazione Friuli, ma anche con tecnici qualificati, abbiamo presentato un ambizioso progetto, la riqualificazione e rigenerazione dei parchi e giardini storici di Villa de Claricini, che è l'inizio di questo percorso. E con nostra fortuna abbiamo visto il progetto valutato in maniera veramente eccezionale, perché siamo risultati decimi a livello nazionale, primi in regione, come proposta progettuale per i parchi e giardini storici. Un supporto di 2 milioni di euro che saranno utilizzati in questi 2 anni, perché ci sono dei milestone e dei target da raggiungere, quindi la progettazione e l'esecuzione di tutti questi lavori dovrà terminare il 31 di dicembre del 2024. Ma no, nel frattempo abbiamo anche altre idee per gli altri aspetti della nostra fondazione, quello di mettere a disposizione tutti i nostri edifici per la ricettività, per l'accoglienza dei turisti, per poter ospitare anche persone con disabilità, quindi superamento delle barriere architettoniche, ma anche quello di essere presenti all'interno di un sistema multimediale dove le persone potranno assistere attraverso programmi immersivi o accompagnati lungo i percorsi della nostra struttura la conoscenza del nostro ambiente, che è una conoscenza non soltanto storica, ma è anche la conoscenza dell'ambiente, della sostenibilità dell'ambiente, le piante, i parchi, i giardini, far conoscere anche dal punto di vista didattico la nostra realtà per le scuole. D'altronde noi abbiamo già un progetto con la Regione Friuli Venezia Giulia dove si parla della Villa Veneta per le scuole, quindi siamo già su questa strada. Abbiamo altri progetti che sono stati supportati dalla Regione, dagli enti locali, da moltissime realtà. In riunione ho parlato di 60 enti che supportano e patrocinano le nostre iniziative, chi con supporto economico, chi invece dandoci delle competenze e delle professionalità. C'era anche l'istituzione storica, la Fondazione Friuli, tra altre cose, tra i partner di questi progetti. Esatto, la Fondazione Friuli fa parte del nostro consiglio di amministrazione, come l'Università degli Studi di Udine, l'Accademia delle Scienze delle Lettere e delle Arti, il Comune di Cividale. Sono enti che sono coinvolti direttamente nella gestione di questo nostro complesso monumentale, che non è soltanto un complesso monumentale, ma è un sistema
per il territorio, che lavora con il territorio e che è proiettato soprattutto verso Gorizia 2025, che è uno dei nostri obiettivi. Dovete sapere il perché siamo, non soltanto perché Gorizia 2025 è uno dei nostri obiettivi principali di sviluppo del nostro territorio, ma perché i declaricini hanno anche amministrato Gorizia. Uno dei declaricini è stato sindaco di Gorizia, altri sono stati anche costruttori di principali edifici nella zona goriziana e questo ci fa mettere in rete con Gorizia, Pieris, Romanzisonzo, Monfalcone, Dolegna, tutti questi comuni che fanno parte della provincia di Gorizia, con i quali tesseremo tutta una serie di relazioni per far vedere qual è stato il ruolo dei declaricini in questo territorio. E noi sicuramente seguiremo assieme tutte le performance della Fondazione. Grazie Presidente, io ringrazio il Dino Cernoia, che è Presidente della Fondazione Declaricini Dorn Packer. Vi restituisco la linea, a voi la linea. Grazie. Cambiano le leggi, anche la gestione delle società sportive minori del territorio necessita di figure manageriali preparate e competenti. Per rispondere alle nuove esigenze, l'Università di Udine ha attivato un master in amministrazione e management delle aziende sportive. Master diretto da Michela Mason, con la quale abbiamo parlato anche di un incontro che si terrà sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 nelle sale di Palazzo Antonini a Udine. Si confronteranno sul tema importanti relatori locali e nazionali che provengono dal mondo del calcio, della pallacanestro e del rugby. Il mercato anche nella nostra regione richiede figure competenti per quanto riguarda i manager in ambito sportivo. L'Università di Udine si è attrezzata per rispondere a questa richiesta. Sì, esattamente. Diciamo che la specializzazione in ambito manageriale del diritto è sempre più richiesta e questa è un'esigenza del mercato e noi abbiamo colto questa opportunità che ci viene appunto stata segnalata dal territorio, dalla Federcalcio, dal CONI, dalle varie associazioni sportive proprio per formare persone qualificate in ambito sportivo, dove ci sono nuove opportunità di lavoro per trasformare la passione in qualcosa di veramente redditizio e che abbia una sua stabilità nel tempo. Figure manageriali che non servono solo alle società più grandi, quelle blasonate, ma anche alle più piccole, sono tante attive nel nostro territorio e non solo naturalmente. Certo, sicuramente anche in una chiave di consulenza e di appoggio a queste società è necessario sviluppare delle competenze in quest'ambito, manageriale in senso ampio, quindi sia dal punto di vista del diritto, dal punto di vista dell'economia aziendale, dal punto di vista dell'economia e gestione delle imprese, quindi anche relativamente al marketing, anche relativamente alla leadership, che so che sono materie magari più appealing adesso, ma sostanzialmente anche le materie tradizionali dell'economia aziendale classica, quella che una volta si chiamava anche ragioneria, diciamo, hanno adesso una loro valenza anche perché sono richieste competenze sempre più specialistiche. In questo contesto si inserisce l'incontro in programma sabato mattina a Palazzo Antonini, formarsi per eccellere le competenze manageriali in ambito sportivo. Un incontro importante con interventi di peso, CONI, Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, anche il rugby e la pallacanestro. Sì, diciamo che abbiamo visto un avvicinarsi di diverse realtà sportive, appunto da quelle del calcio al basket, al rugby, alla pallavolo. Di fatto questo è un incontro in cui partecipano sia atleti che dirigenti che anche noi dell'università, per portare testimonianze diverse proprio per far comprendere come in realtà il mondo dello sport, soprattutto in questo momento post-Covid, sta avendo un grande impeto, ma deve essere in qualche modo adattato al mercato e quindi noi abbiamo la necessità di costruire persone formate in modo adeguato per soddisfare le richieste occupazionali di adesso, un mondo complesso con regole sempre che cambiano, che diventano sempre più complesse e c'è necessità di sviluppare competenze sempre più specifiche. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di giornata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.